La Corte dei Conti ha sollevato delle obiezioni sugli aspetti contabili del progetto varato dall'ex magistrato alle acque, oggi provveditorato alle opere pubbliche, che dovrebbe mettere al sicuro la Basilica e Piazza San Marco. Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, purtroppo è perentorio. Abbiamo dei danni che crescono, che non si sono fermati all'acqua alta del 12 novembre di oltre un anno fa, ma perché la salsedine che corrode, che continua a corrodere, crea delle scoperte da parte nostra di ulteriori danni a cui dovremmo operare e che si svilupperanno nel tempo, nel medio e nel lungo tempo. I primi interventi avrebbero dovuto partire l'11 febbraio, ma questa sentenza potrebbe farli slittare più in avanti. Per la Basilica il nemico numero uno resta sempre la salsedine. La preoccupazione è che se non si interviene rapidamente a impedire che arrivi la salsedine dentro la realtà della Basilica, per la Basilica è un disastro, voglio dire. Quindi è importantissimo che venga realizzato quanto prima la messa in sicurezza della Basilica e quindi ci sono delle nostre valutazioni di far sì che la Basilica risponda ai tempi che arriveranno in maniera aggiornata ai primari livelli mondiali.